Buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento delle 12 tutti i giorni dal lunedì al sabato e siamo arrivati a metà settimana. Buon mercoledì, siamo insieme ancora un giorno per condividere storie di aziende, storie di passione. Sì, perché oggi viaggeremo e vi porteremo nel territorio di Agrigento, dove la storia parlano i monumenti, ma parla anche la terra. Quella terra che oggi dà i suoi frutti e i suoi figli e sono storie di grande emozione che noi vogliamo condividere con voi. Le storie di oggi sono le storie dei nostri due ospiti. Parleremo di accoglienza turistica, del grande senso d'ospitalità e generosità che appartiene ai siciliani e parleremo poi di coscienza legata alla terra, ai suoi frutti e quello che è un senso di responsabilità verso i propri figli. Sì, perché parleremo proprio di questo, in questa storia, di questo nostro speciale ospite ci sarà anche la storia e l'amore che è un senso di grande responsabilità da trasmettere e da dare ai propri figlioli. Bene signori, a proposito di responsabilità, mi piace iniziare come sempre con un grazie ad ognuno di voi. E sentite questo grazie 249.921 volte grazie. Sì, grazie e vedete proprio dai numeri siamo quasi arrivati a 250.000 amici. 250.000 amici che in questi mesi hanno quotidianamente lavorato, appassionato, il racconto delle nostre aziende, delle nostre potenzialità, del nostro grande lavoro, le idee che sono diventati concetti e i concetti sono diventati progetti, alcuni realizzati, altri da realizzare insieme a voi. Devo dire che proprio in queste giornate, in questi giorni, sono arrivati tantissimi messaggi di amici che condividono, magari di chef che condividono ormai i nostri live da ospiti, ma anche da non solo tutti gli ospiti che abbiamo avuto nei nostri live, in questo, in quello di Francesco Caravello delle 18 in aperitivo social, ma di tutti gli amici che ci seguono, di tutti gli artigiani, perché ci chiedono e ci chiedete, ma non appena arriviamo ai 250.000, immaginiamo qualcosa di particolare? Beh sì, in effetti vi do soltanto questa piccola chicca, abbiamo pensato effettivamente qualcosa proprio in questi giorni per festeggiare insieme questo primo importante traguardo dei 250.000 amici che sapete per noi essere sempre invece non un traguardo ma una partenza per portare avanti quelli che sono, diciamo noi, il nostro lifestyle, il nostro stile di vita, identità, qualità, provenienza, ed è questo il grande senso di responsabilità che ci lega alla nostra storia e ci lega soprattutto a questo grande progetto. Io compro Siciliano Incubatore di Impresa, crediamo in quelle che sono le forze di ognuno di noi, nelle nostre aziende, nei nostri imprenditori, nei nostri consumatori che oggi più che mai consumano prodotti del territorio con coscienza e questa è un carattere fondamentale di quello che è la promozione del nostro lifestyle, del nostro stile di vita. L'identità e la provenienza deve essere fondamentale. Bene signori, noi siamo pronti per iniziare questa nuova giornata insieme. Un saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo in questo live, avremo modo di leggere anche più avanti i nostri commenti per salutarvi in diretta, ma permettetemi di presentare il nostro primo ospite. Ve lo accennavo poc'anzi ad apertura della puntata. Noi racconteremo una storia di passione, una storia con grandi emozioni. Stiamo parlando di una meravigliosa azienda siciliana. Siamo a Canicattì. Oggi parleremo di Alma Sicily, prodotti biologici e non solo.
Ne parleremo con il titolare dell'azienda che invitiamo subito con noi. Abbiamo con noi Giacinto Sanfilippo. Buongiorno Giacinto, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, grazie. Bene, allora già vedete da quello che è un po' il quadro, la location da dove Giacinto sta effettuando la nostra intervista di oggi. Lui si trova in un posto magnifico, si trova nella natura, si trova in un territorio splendido e io vorrei cominciare, prima di parlare di Giacinto Sanfilippo come imprenditore, mi piacerebbe che lei invece, Giacinto, condividesse ai nostri amici la sua storia. Brevissimamente, grazie. L'azienda nasce per un'esigenza prima che per uno scopo o con un'idea imprenditoriale. Quando la mia figlia più grande, Alma, alla quale è dedicato il marchio Alma Fruits e anche l'azienda, stava per compiere 1 anno, iniziavamo quindi con lo svezzamento, insomma i genitori sanno di cosa si tratta e quanto sia importante. Ed ero sicuro, essendo io la 4ª generazione nel settore sia della produzione del territorio in generale di tutto il comparto ortofrutticolo che nella commercializzazione, ero sicuro, ho detto sono in una botte di ferro, avrò tutti i prodotti più genuini possibili secondo le stagioni e le stagionalità. E invece mi sono reso conto che, a parte quello che si produce in proprio o attraverso il conferimento dei microproduttori, tutto quello che è confezionato spesso, nonostante abbia un nome siciliano, un Sicilian sounding possiamo dire, in realtà spesso ha all'interno o una parte o tutti gli ingredienti di provenienza al di fuori della Sicilia, del territorio siciliano. Questo per delle ovvie regole insomma, di mercato e possiamo dire di globalizzazione, naturalmente. Però questa cosa insomma, a me non andava bene e quindi, nonostante i miei sforzi, non riuscivo a trovare, ecco, un prodotto che fosse o una linea di prodotti che fosse assolutamente sicura, affidabile, genuina, e questo accadeva 5 anni fa ormai, e quindi ho detto vabbè, io mi sa che me la devo fare io la linea di prodotti dell'azienda, e quindi, dato che insomma l'ho fatto per lei, per mia figlia, è stato naturale anche dare questo nome. E così abbiamo Quindi, come iniziato. vedete, mi fermo soltanto un attimo, Giacinto, come vedete, amici, questa storia poi di questa azienda nasce proprio da un racconto assolutamente personale. Giacinto, proprio come senso paterno, no? È stato proprio questo grande senso di responsabilità verso la figliuola, che è proprio Alma, ed ecco perché l'azienda prende questa denominazione, Alma Sicily. Lui decide di produrre dei prodotti assolutamente naturali, bio, che potessero essere un senso di responsabilità per una corretta alimentazione, per dare prodotti genuini alla figliuola e naturalmente a tutti i figlioli e a tutti noi. Ma io vorrei a questo punto, Giacinto, nasce questa azienda e nasce con questo senso appunto legato al bio. Cioè, io ho letto alcune belle interviste dove lei diceva poi è come se io nella mia produzione immaginassi proprio anche le vecchie figure, no? Dei venditori ambulanti che andavano lì anche a suonare i campanelli, no? Portando oggi che cosa abbiamo, ed è questa, no? La bellezza di poter Esattamente. spaziare Sì, con questo pensiero. sì, ho iniziato da quello che in quel momento per me era il prodotto più semplice, fra virgolette. Abbiamo fatto il primo pocket di mandorle siciliane del territorio agrigentino, il primo pocket tascabile, quindi prêt-à-porter, in ufficio, in palestra, insomma in viaggio. E perché proprio mi aveva colpito il fatto di trovare le mandorle della California piuttosto che addirittura dell'Australia in qualunque supermercato, anche in un posto come Canicattì. E in merito all'ultimo punto, quest'ultimo punto, cioè della consegna del venditore ambulante locale, no? Quello che ti vende quello che c'è in quel giorno, non quello che vuoi tu, noi abbiamo sin dall'inizio seguito questa linea.
abbiamo seguito chiaramente la stagionalità, abbiamo seguito quelle che erano le referenze del nostro territorio, ad esempio non solo nella frutta secca. Ti faccio un esempio, l'anno scorso, più o meno in questo periodo, hanno iniziato tutti a chiederci la salsa di pomodoro, noi facciamo quella di datterino e di ciliegino. Noi, dato che insomma, chi produce si ricorda benissimo che in Sicilia l'anno scorso sia a giugno che ad agosto ci sono stati diversi giorni con fenomeni temporaleschi, insomma un meteo assolutamente anomalo, la produzione almeno di questa zona, naturalmente parlo per la mia zona, è stata di pomodoro a campo aperto, è stata molto molto ritardata e in qualche modo condizionata da questo nella qualità e nella quantità. Quindi noi siamo andati, abbiamo detto di no a tantissime persone, siamo andati in produzione addirittura all'inizio della seconda metà di ottobre, perché il prodotto doveva Molto naturalmente essere... avanti. Certo, il prodotto doveva essere raccolto a mano, doveva avere una certa caratteristica di un livello di maturazione, no? Quindi di proprietà organolettiche, e abbiamo ritardato di un mese abbondante quindi la produzione delle salse di pomodoro, che poi comunque è avvenuta ed è stata eccezionale. Questo per dire, e solo per sottolineare, che chiaramente fare impresa, soprattutto in Italia e in particolar modo in Sicilia, è una delle cose più difficili del mondo. Però ci vuole tanta ostinazione, però è possibile, volendo, solo con alcuni accorgimenti, fare ancora dei prodotti che possono essere portati anche fuori dalla Sicilia, comunque per il largo consumo, che abbiano delle caratteristiche come quelle insomma, dei prodotti di un tempo. Importanti. Giacinto, noi ci fermiamo Sì. soltanto un attimo e con noi chiamiamo un altro ospite e ritorneremo fra poco invece a parlare con lei di prodotti, cioè tutto quello che riguarda i prodotti di Alma Sicily, perché mi piacerebbe appunto insieme a lei vederli un po' tutti, anche perché quando si parla di prodotti si parla di territorio. Se si parla di territorio, perché noi diciamo è sempre tutto, gli argomenti sono sempre tra di loro assolutamente ben connessi. Se si parla di prodotti si parla di territorio, se si parla di territorio dobbiamo anche parlare di esperienze, se si parla di esperienze bisogna parlare di esperienze di viaggio, e allora a questo punto, visto che si parla di esperienze di viaggio, allora noi abbiamo pensato di chiamare con noi, lui è un titolare gestore di una struttura ricettiva e mi è piaciuto moltissimo anche il nome di questa struttura. Pensate, la struttura si chiama Camere e Cassata. Abbiamo con noi Francesco Spattaro. Francesco, Ciao, buongiorno, benvenuto e buongiorno. ben trovato. Ciao, Beh, direi, buongiorno a Francesco, voi. il nome una garanzia, direi. Sì, questo certamente, sia per quanto riguarda il buon mangiare nostro siciliano, che tutti quanti ci invidiano, in particolare la cassata siciliana fatta dall'artigiano pasticcere. Non dobbiamo dimenticare artigiano pasticcere, non le cassate quelle congelate. Ecco. Assolutamente, noi cerchiamo sempre, Francesco, nei nostri live, anzi sono tantissimi, tra l'altro gli chef che seguono e sono spesso invitati ai nostri live, assolutamente prodotti genuini, lavorati a mano e soprattutto con prodotti del territorio. Questo fondamentale, lo diciamo sempre, e ormai è un messaggio che tutti i nostri Sì, sì. 250.000 amici hanno ben compreso e trasmettono a loro volta. Ma Francesco, parliamo un attimino di quella che è un po' il lavoro di chi fa accoglienza. Diciamo, noi siciliani abbiamo una gran bella cosa, che è questo nostro grande senso di Un'indole. ospitalità, di generosità, ma partiamo da questa esperienza. Allora, la mia esperienza nasce nel 2015. Ho dato una svolta alla mia vita, quindi ho deciso di aprire un piccolo B&B, gestione proprio familiare, molto piccolo, con tre camere da letto nel maggio 2015, ed è andata molto bene. La cosa che mi contraddistingue in particolare è io appena ricevo, ecco, la prenotazione, già il mio ospite lo martello di informazione su quello che deve vedere, su quello che deve fare. Quando arriva nella mia struttura, dopo un check-in fatto, insomma, con tutti gli onori del caso, evito che i nostri ospiti girino Agrigento a bocca aperta, quindi senza una cartina, senza sapere dove andare, perché è giusto che noi, che siamo i proprietari della città,
gli diamo le indicazioni su quello che abbiamo di nostro bello, dall'arte alla poesia, dalle zone più particolari al buon mangiare. E poi mi ha contraddistinto sempre il parlare, riuscire a dialogare con loro, perché insomma io non ho problemi col contatto con le persone completamente. Vedi, con tutto che io non so benissimo l'inglese, riesco a farmi capire con Ma gli noi ci inglesi, con i facciamo capire francesi, sempre, in mia tutti i nonna modi. dice che noi riusciremmo veramente a viaggiare, anzi riusciamo a viaggiare nel mondo e a parlare molteplicità di lingue, anche perché fortunatamente abbiamo non solo un po' il nostro spirito, ma anche una gestualità, no? Che come dire, ci Sì, fa sì. essere Guarda, immediati e già io mi comunicare. ecco, sì, sì, che ci facciamo capire. Poi un'altra cosa anche del mio B&B, chi viene qua è come se fosse a casa, perché abbiamo una credenza con un grande frigorifero, quindi non i frigobar nelle stanze come gli hotel, qua è una casa, il loro frigorifero, le marmellate che facciamo noi in casa con i miei prodotti, le mie arance, oppure le mie bicocche, le mie prugne, le torte fatte da noi a casa. Torte molto semplici, alla frutta, torte pan di Spagna, queste cose. E a molti è piaciuto questo di qua, il trovarsi in una casa estranea ma che diventa tua. Io ho ancora ospiti a distanza di 4 anni che mi fanno gli auguri per Natale, ed è la cosa più bella, il sorriso quando se ne vanno, il ringraziarmi, io gli dico non mi dovete ringraziare, questo lo si fa o si fa col cuore o non si può fare solo per i soldi, si deve fare col cuore. Devi fare conoscere la tua terra, che per tanti anni la Sicilia sappiamo che è stata sempre nominata solo per una cosa, però quando arrivano qua dicono voi siete speciali. Perché siamo speciali? Non siamo speciali, noi siamo aperti. Tu hai bisogno, noi ci siamo. Questo. E poi, guarda, Eh, conoscere... Francesco, quello che viene fuori è, ed è un po' una frase che dice anche Davide Morici, che è uno dei 3 fondatori di Io Compro Siciliano, insieme a Giuseppe Giorgianni e insieme a Francesco Caravello. Davide, che poi è anche lui titolare di una struttura di ricezione, ma è anche presidente di Confartigianato Turismo e Spettacolo, per cui dico, tra l'altro, ha grande esperienza nel campo anche del turismo, dell'accoglienza, dello spettacolo. Spesso dice è importante che l'ospite che arriva in Sicilia si trovi a casa lontano da casa. Cioè questo senso, come Giusto. dire, di sentirsi fra le proprie cose è importante. Io aggiungo, Francesco, che secondo me nella tua vetrinetta a casa, nel tuo B&B, che è camera e cassata, nel tuo frigorifero, insomma nella tua credenzina, dovresti però aggiungere dei prodotti Alma Sicily. E torniamo a Giacinto. Mi posso Sì, intromettere? Posso un certo. attimo? Io Sì? già ho i prodotti di Giacinto, perché 3 anni fa Giacinto è stato nella mia struttura, mi ha lasciato delle mandorle che a molti turisti ho dato l'indirizzo. Io già Non conosco la sua sapevo, e azienda. quindi avete visto come poi le connessioni ci sono sempre, Eh, cioè questa è la prova, io non sapevo di questa cosa, come no, 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 vedete io sempre ho connessioni. ancora alcune cose piccoline appunto di Giacinto nella mia vetrinetta, dei prodotti artigianali, e sono molto Io apprezzate ringrazio quando io faccio Francesco. assaggiare le nostre mandorle. Dimmi. Ringrazio Francesco anche perché il giorno che gli ho lasciato insomma un po' di prodotti è stata la prima volta che l'ho visto in vita mia, e quindi diciamo senza particolari secondi fini o interessi, insomma è stato veramente Chiaro. collaborativo e gentilissimo. Grazie ancora. Ma Quindi, giusto che sia così, dai. come vedete, viene fuori in maniera naturale, io non sapevo di questa cosa, come poi questo significa far rete. Noi spesso parliamo di rete, quanto è importante unire le forze di ognuno di noi, di tutti coloro che, ognuno nel proprio settore, però questo crea il vero tessuto. Mi piacerebbe leggere qualche messaggio, chiedo alla regia, ne approfitto tra l'altro per ringraziare Paolo Gatto, in regia, che segue sempre i nostri live. Grazie grande Paolo. Leggo qualche messaggio. Ida Stagnetta. Allora, io prima di leggere il messaggio di Ida vorrei fare a Ida un particolare ringraziamento. Ida è una siciliana, nel popolo di Io Compro Siciliano ne abbiamo tanti di siciliani che vivono all'estero, però Ida è una donna di grande generosità. Lei
attenzione a tutti i nostri live, è sempre partecipe e soprattutto è sempre ad indicarci, lei che vive in Belgio ed è siciliana, sente questo grande senso di responsabilità e ogni giorno ci indica dei personaggi, perché lei è originaria di Piazza Armerina, praticamente insomma quelli che possono essere eventuali eccellenze da presentare al mondo di Compro Siciliano. E quindi Ida, io prima di leggere il tuo messaggio volevo dirti grazie, grazie, grazie. Leggiamo il messaggio di Ida. Buongiorno Katiuska, essendo in ferie ma bloccata sul territorio in Belgio, grazie a Io Compro Siciliano posso viaggiare virtualmente in Sicilia. È uno scopo e in più scopro, scusate, in più scopro gente meravigliosa e prodotti di eccellenza. Grazie, grazie Ida, grazie davvero per questi messaggi che ci riempiono di tanto orgoglio, grazie davvero. Luca Scelfo, buongiorno, ciao Luca, grazie per essere con noi. Amalia Lupito, buongiorno a tutti gli amici di Io Compro Siciliano e alla fantastica Katiuska Falbo che tiene tutti avvinti all'ascolto. Felice giornata. Ciao Amalia, grazie. Giovanni Spattaro, avanti così, ottimo risultato, Io Compro Siciliano, vetrina importante per chiunque. Ciao caro Giovanni, grazie per questo tuo messaggio ancora. Mariano Carbonetti, chef, ciao chef mio, lui, Mariano è stato proprio ieri ospite da Francesco Caravello, al live delle 18 con Margherita Tomasello per parlare di un bellissimo progetto legato all'Accademia della Pasta. Anche qua parliamo di identità, quindi grande Mariano, ti seguo sempre, bravissimo. Buongiorno Katiuska, a te e ai tuoi graditi ospiti. Bellissima storia di appartenenza e di valutazione del territorio, quindi Mariano fa i complimenti. Il Faraone Palermo, un altro nostro carissimo amico, sempre presente ai nostri live. Ciao caro Faraone. Buongiorno Giacinto, complimenti per la tua storia, a te e ai tuoi prodotti genuini e per la tua visione assolutamente azzeccata, dice il Faraone Palermo. Ancora Ida Stagnetta dice: la Sicilia è generosa per la sua gente, prodotti, cultura, storia. Dobbiamo solo riprendere coscienza. Ed è vero, cara Ida, è proprio vero, coscienza. Bene, io tornerei un attimo da Giacinto. Giacinto, ma così, un po' di prodotti che ci piacerebbe presentare al popolo di Io Compro Siciliano. Da Alma Sicily troviamo. Allora, noi abbiamo, oltre alle mandorle e alle noci del territorio, siamo stati forse tra i primi a conferire, raccogliere, perché è stato un lavoro ed è un lavoro molto certosino, dato che noi siamo più votati alla produzione del mandorlo più che della noce. Abbiamo fatto, dopo le mandorle, anche il pocket da scabile di noci e naturalmente l'olio, il miele, tutto il comparto conserviero, dalle marmellate alle nostre conserve. Sempre prodotte secondo la stagionalità e la disponibilità. Volevo sottolineare forse uno degli ultimi aspetti, uno degli ultimi prodotti che riguarda il comparto fresco. Noi siamo già nei supermercati in Sicilia ma anche in Calabria, attraverso, in questo momento attraverso la catena del gruppo Il Centesimo, Max Market, della catena CDS SPA, con le spremute fresche. Noi abbiamo iniziato, che mi risulti, insomma, siamo stati i primi in Sicilia a selezionare, conferire e far realizzare delle spremute fresche come quelle che fai a casa con l'estrattore, insomma, quando fai sia le verdure che la frutta, magari con un po' di zenzero, solo che queste sono trattate in HPP. Infatti le trovate nei supermercati a banco frigo, perché questo trattamento di alta pressione, senza naturalmente entrare troppo nei tecnicismi, è una sorta di pastorizzazione a freddo, ma che a differenza della pastorizzazione non incide, intacca assolutamente né le caratteristiche organolettiche né il contenuto vitaminico. Forse abbiamo perso per qualche istante Giacinto, questo per raccontare un po' come è importante anche immaginare di bere quel succo d'arancia e vedere quanta invece, cioè quanta genuinità rimane all'interno del prodotto tramite appunto questo tipo di lavorazione, ma naturalmente l'immissione. Dicevo Giacinto, questo per dire quanto è bello e importante bere un succo e sapere che lì è come se tu poi lo stessi facendo realmente a casa in un secondo e lo bevi. Quindi... Certo, io volevo sottolineare, così riprendendo anche il filo di quanto avete appena detto,
che non solo c'è una grande soddisfazione, insomma, nell'aver fatto un prodotto che è letteralmente una spremuta fresca, però che puoi portare in palestra, in ufficio, insomma, ma anche a scuola per i bambini, no? Che magari... Esatto. Ma sapere che, ad esempio, tra le nostre referenze ce n'è una con limone e menta, e che sapere che i nostri agrumi, i limoni del nostro territorio sono potenzialmente oggi disponibili anche per per la distribuzione in tutta Italia, nei supermercati, attraverso una valorizzazione, sì, ma anche una ridefinizione di quello che è il normale utilizzo di un prodotto che è molto caratteristico della nostra terra. Più avanti noi faremo anche il latte o il succo di mandorla, o poi faremo anche delle referenze, vi do le anticipazioni, che ci caratterizzano molto, soprattutto il territorio di Canicattì, come il succo d'uva, sempre estratto a freddo e trattato in HPP. Insomma, è un modo... Francesco continua insieme a me, Giacinto, continua insieme a me, come dire, a fare capolino, perché noi, cioè tu ci indichi tutti questi prodotti e noi saremo praticamente, no, lì subito a provare a testarne la bontà. Non ci si ferma mai, insomma, non ci si ferma mai. Esatto, qui è semplicemente perché io, che già da molti anni ero un consumatore di questo genere di prodotto, non lo trovavo mai. Era difficile già trovare questa categoria al banco frigo, al supermercato, ad esempio in Sicilia o nel canale Oreca, come quello delle strutture ricettive, per esempio, della ristorazione. Ma quando lo trovavi, di certo non era un prodotto da un'azienda siciliana o con materie prime siciliane. E quindi ci siamo impegnati, è stato anche abbastanza difficile, però ci abbiamo messo qualche annetto, però insomma siamo riusciti a fare la nostra linea di spremute fresche, e più avanti vi aggiorneremo quando arriveranno anche le assolutamente. Assolutamente sì, assolutamente sì. Tra l'altro è importante parlare di quello che sono prodotti biologici, di quello che è il rispetto per l'ambiente, di quello che è questo equilibrio tra territorio, ambiente. Noi ne parliamo anche da pochissimo, abbiamo partecipato a questo webinar organizzato dal Milan Urban Food Policy, che è praticamente questa iniziativa internazionale che coinvolge circa 230 città nel mondo, fa Milano capofila, e ci sono città da New York a Dubai, proprio per evidenziare quello che è l'utilizzo di prodotti del territorio, prodotti sani, senza sprechi, insomma con coscienza. E tra l'altro Io Compro Siciliano è stato proprio attenzionato, siamo nella fase in cui presto firmeremo questo protocollo di intenti. Pensate, c'è stato proprio il primo webinar come appuntamento italiano per le città a tutto porto, e Palermo è stata chiamata fra queste città insieme a Genova, Livorno e Ancona, quindi grande orgoglio, insomma, per tutti quanti, che condividiamo sempre. Ma torniamo un attimo a Francesco. Se dovete venire in Sicilia, ma se siete già nella nostra meravigliosa terra siciliana, andate a visitare la Valle dei Templi, questo territorio incredibile. La storia parla, e poi ci sarà Francesco nella sua struttura in camera e cassata, che vi accoglierà con grande entusiasmo. Senti, Francesco, chiaramente stiamo vivendo un po' tutti un periodo di ripartenza, quello che diciamo è con quelle che sono le difficoltà che conosciamo, però noi cerchiamo di dire ai siciliani prevalentemente: viaggiamo in Sicilia. Viaggiamo in Sicilia, aiutiamo le nostre aziende, conosciamo meglio la nostra terra, perché abbiamo veramente la ricchezza. Magari a volte diciamo: sì, vabbè, in Sicilia abbiamo la Valle dei Templi, abbiamo questo, però magari non ci siamo mai stati, o magari abbiamo un ricordo molto lontano. E allora viaggiamo, no? Viaggiamo in Sicilia, partiamo da noi, no, Francesco? In particolare la Sicilia, o in particolare l'Italia, abbiamo tanto da poter scoprire, ma tanto. Ad Agrigento, oltre sì, la mitica Valle dei Templi, ok, il giardino della Colimpetra, abbiamo l'orto botanico, che è una cosa spettacolare. Salire su al centro storico per le viuzze, arrivare alla Santa Maria dei Greci, una piccola chiesetta che è un bijou. Cioè abbiamo il tesoro fra le mani, e certe volte andiamo: guarda, vado alle Maldive, ma prima giriamoci la nostra terra.
Guarda, i turisti qui, dopo che vanno alla Valle dei Templi, tento di mandarli spesse volte da luglio in poi, tento di mandarli la sera, dalle 19 in poi col tramonto. Quando l'indomani li vedo mi dicono beautiful, bellissima, fantastica. Nessuno si aspetta, molti non sanno della magnificenza, della bellezza della terra. Quando arrivano all'interno di un giardino della Colpetra, Giardino del Pai, che è all'interno della Valle dei Templi, vi dicono un piccolo paradiso in mezzo ai limoni, in mezzo agli alberi di chinotto, alle lattughine, tutti questi ipogei. Insomma, dobbiamo riscoprire che anche io ancora ho delle parti della Sicilia che non conosco e da dobbiamo apprezzare. Abbiamo tanto da poter fare, abbiamo fatto tanto e dobbiamo fare ancora. Forse abbiamo perso proprio sul finale. Con piacere. Scusate. Senti, no, ti risentiamo, Francesco. Era arrivata una telefonata, eccetera. Vabbè, questa è la cosa dei live, può accadere. Dicevo, anche prendendo spunto da quello che tu hai detto poc'anzi sulle Maldive, proprio qualche giorno fa una rivista internazionale pubblicava un articolo e diceva che la Sicilia è fra le 7 località più belle del mondo. Addirittura fra queste 7 località era messa in secondo posto. E questo per dire, abbiamo veramente una grande storia, una grande terra, bellezze, genuinità, prodotti, abbiamo veramente tutto. Bene, cari signori, noi siamo arrivati quasi alla fine per questo appuntamento. Ci sono alcuni messaggi ancora e sono felice che Paolo me li mette qui per leggerli in sovraimpressione. Allora, Ida Stagnetta dice: le tue parole mi hanno commossa, Katiuska, siete voi tutti, la scintilla che riaccende il sogno, quella di mettere in avanti la nostra bellissima terra che è la Sicilia. Grazie, io compro siciliano per lavorarci ogni giorno. Grazie Ida, grazie. Ancora Alessia Smile and Food, anche qui permettetemi prima di leggere il messaggio di fare una nota su Alessia Smile and Food. Alessia Smile and Food appartiene alla famiglia di Io Compro Siciliano. Lei adesso è andata in vacanza, ha lasciato me e Francesco lavorare nei live, però Alessia è un'ambasciatrice importante della cucina siciliana, come vi dicevo poc'anzi. Lei vive a Palazzolo Acreide e ha condotto una trasmissione bellissima che ripartirà a settembre, che Io Compro Siciliano Chef, con ricette di quelle antiche, quelle belle, con tutti i prodotti genuini, con tutti i prodotti meravigliosi. Lei è stata eccezionale a condurre questa trasmissione e quindi mi raccomando, preparati presto perché noi ti vogliamo nuovamente in onda. Alessia scrive: buongiorno cara Katiuska, a te e ai tuoi ospiti. Grazie Io Compro Siciliano, in molti stanno scoprendo le meraviglie della Sicilia. Grazie Alessia e grazie anche a te. Sempre Ida dice: ad Agrigento la sagra dei mandorli in fiore, da consigliare a chi è appassionato di foto, altro che Giappone. Ed è vero, abbiamo veramente tanta poesia, tra l'altro. C'è veramente tanta poesia nel nostro racconto della nostra Sicilia. Bene signori, ancora questo messaggio del faraone Palermo: carissima Katiuska, per quanto riguarda Ida Stagnetta, una siciliana che vive in Belgio, ma leggendo spesso i suoi commenti mi ispira molto stima verso lei. Vera siciliana, complimenti anche a Francesco, che si vede l'attaccamento siculo nei suoi occhi e nelle sue parole di passione verso la nostra amatissima terra, quindi complimenti anche a te Francesco. Grazie. Bene. Noi salutiamo tutti gli amici che come sempre seguono i nostri live, vi diamo appuntamento alle 18 con Aperitivo Social e Francesco Caravello. Noi vi diciamo grazie perché date un contributo fortissimo alla Sicilia. A questo punto non possiamo non chiudere nel nostro consueto modo. Gentili ospiti, potreste per favore avvicinarvi alla camera? Vicini. Sì? A questo punto dovreste ripetere con me. Portafortuna, garantito. No. Io compro siciliano. Io compro siciliano. Ci piace! Questi sono gli uomini che ci piacciono, questa è la Sicilia che ci piace raccontare. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi, un bacio. Conosciamo i nostri prodotti. Grazie per essere stati con noi. Ciao Giacinto.